lei Presidente la parola per raccontarci quali sono le iniziative che Confindustria sta operando all'interno del Salone e quali sono le prospettive concrete che vede in questo settore. Buongiorno a tutti e grazie intanto per darmi l'opportunità di esprimere un grande apprezzamento oggi alla giornata inaugurale del Salone Nautico, quindi un momento importante dove anche noi abbiamo voluto esserci con il nostro stand. Questa è una vetrina verso il mondo che ha la capacità di mettere in evidenza proprio la manifattura artigianale, la qualità, l'innovazione delle nostre aziende. A Venezia una cornice splendida che mette proprio in contatto il passato e il futuro della nautica. È un valore importante, genera 7 miliardi di euro l'industria nautica e quindi va vissuta anche come un'industria che genera valore, che dà lavoro e che coinvolge anche altri settori legati al legno, al vetro, all'arredo, quindi un'industria importante da sostenere. Noi vogliamo esserci, siamo qui, è un bel momento. Approfitto anche per chiedere, perché io l'avevo ascoltata anche l'inaugurazione del Festival delle Città Imprese in cui parlava dell'importanza delle aziende di saper cambiare, di saper innovare, di saper stare al passo con i cambiamenti in corso. E vede magari delle particolarità nel settore della Blue Economy o ha qualche suggerimento da dare alle imprese di questo settore così importante, abbiamo visto soprattutto a Venezia? Sì, è un settore importante per il nostro territorio, per il nostro paese. Il nostro paese è una penisola, quindi è fatta di coste e quindi sicuramente l'appello è stato fatto anche dal sindaco Brugnaro, investire in quelle che sono darsene porti e per favorire proprio questa industria, che è un'industria importante, un fiore all'occhiello rispetto anche ai prodotti che noi generiamo, non solo del lusso ma anche proprio in più larga scala. Le imprese hanno questa anche responsabilità sociale, non sono solo luoghi di lavoro ma sono proprio comunità, momenti dove c'è inclusione, innovazione, quindi sicuramente le imprese hanno un ruolo importante e nella Blue Economy in un paese come il nostro che è circondato dal mare.